Caos in autostrada stamattina a causa di un incidente che ha coinvolto 3 auto, di cui una finita rovesciata, un furgone e 2 mezzi pesanti. Il bilancio è di 3 feriti. Lo scontro è avvenuto lungo la A4 tra gli svincoli di Montebello e Montecchio Maggiore in direzione Venezia. Lunghe code e ripercussioni per il traffico, che è rimasto bloccato a partire dalle 11 per consentire le operazioni di soccorso. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto 2 persone rimaste incastrate, mentre altre 2 sono riuscite ad uscire autonomamente. I 2 feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzati e trasferiti in ambulanza in ospedale, come anche la conducente dell'auto rovesciata, mentre altre persone rimaste coinvolte sono state assistite sul posto dai sanitari. Illesi i 2 autisti e una terza persona a bordo dei mezzi pesanti e il conducente dell'altra auto. Le operazioni di rimozione dei mezzi si sono protratte fino al primo pomeriggio. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari di autostrada.